E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora è fuga di massa dal partito di Landini, una volta già noto come Confederazione Generale Italiana del Lavoro. E sì, perché è notizia di queste ore che dal 16 ottobre 2024 a oggi, cioè negli ultimi neanche 10 mesi, sono state disdette 45.000 iscrizioni alla CGIL, 45.000 in 10 mesi. Vuol dire che in media 4.500 lavoratori al mese hanno fatto il gesto dell'ombrello al capo dell'antagonismo italiano, come oggi a tutti gli effetti Maurizio Landini, e hanno stracciato la tessera del suo partito personale o del tentativo velleitario di partito personale che ha appunto scalzato da quando è segretario lui la classica configurazione del sindacato. Tra l'altro è una frana che si autoalimenta, perché appunto Landini diventa segretario nel 2019, già dal 2019 al 2023 si era avuto un calo di iscrizioni di 177.000 unità e adesso siamo a meno 45.000 in 10 mesi. Se valessero dei crismi aziendali, quelli che Landini detesta, perché per lui i luoghi che danno concretamente il lavoro, cioè le aziende, sono il male assoluto, ma comunque se valessero dei minimi criteri di produttività si parlerebbe di debacle assoluta. Debacle assoluta, ma d'altronde prevedibile. E sì, perché sempre di più, tra l'altro nell'ultimo anno, il fu sindacato ritrasformato in partito landiniano ha parlato di tutto tranne che di lavoro, cioè di quello che vagamente dovrebbe essere la sua missione sociale dal dopoguerra a oggi. E sì, perché si è trasformato anzitutto in organo pro-pal, cioè ha parlato tantissimo della guerra a Gaza, peraltro schiacciandosi appunto sulle posizioni pro-pal più acritiche, manichee e diciamo anti-israeliani, per essere cauti, diciamo. Dopodiché ha parlato perfino del problema molto sentito in fabbrica dei fondi al cinema, no? Questa pioggia di soldi che arriva al cinemetto italiano, che sfodera filmetti sostanzialmente autoreplicantisi e sempre ritagliati su un bozzetto politicamente corretto. Per Landini era un problema serio che il centrodestra finalmente l'avesse smesso coi soldi a pioggia per i soliti noti del cinemetto nostrano. Ha parlato ovviamente tantissimo di ambiente, perché insomma si è messo le treccine di Greta Thunberg più e più volte. Ha parlato ovviamente del tema, come dire, che si impone all'agenda di qualunque buon progressista, e cioè di antifascismo. Ha parlato di 25 aprile per 3 mesi prima e 3 mesi dopo, diciamo, rispetto alla scadenza. Si è più volte proclamato come organo dell'antifascismo in assenza di fascismo da 8 decenni. Come dire, eliminando qualunque ipocrisia sul fatto che il partito di Landini lanciava un'OPA sul campo stretto, diciamo, sul fronte sparpagliato e abbastanza allo sbando, sempre per essere generosi, delle sinistre nostrane, per esserne lui il leader, il trascinatore, l'alfiere, insomma, e quindi giù luogo comunismo antifascista quotidianamente. Ha parlato spesso contro l'autonomia, che non si capisce perché un lavoratore del nord ma anche del sud l'autonomia debba costituire per forza un problema, quando fior di studi di parti terze, peraltro non della Lega per intenderci, dimostrano che ne avrebbero beneficio e lavoratori del nord e lavoratori del sud. Ha parlato anche ultimamente, ovviamente, visto l'ufficializzazione dell'opera, ha parlato contro il ponte sullo stretto, cioè contro una grande opera come non se ne vedeva da tempo in Italia, che genererebbe un indotto, anzi genererà, perché è ufficializzata, un indotto di posti di lavoro, di moltiplicazione di aziende, di filiere collaterali come non si è mai visto nel Mezzogiorno, mai visto, e il capo di quello che in teoria è il principale sindacato italiano protesta ormai ogni
minuto in questi giorni contro un'opera generatrice di PIL, posti di lavoro, indotto. Addirittura la CGIL vagheggia di tirare in ballo l'Unione Europea contro il ponte sullo stretto, l'alleanza proprio dei reazionari, perché sono loro i reazionari quando il ponte sullo stretto a qualunque mente lucida non può che sembrare un fattore di progresso. Ebbene, se tutto questo è il partito di Landini, è ovvio che un lavoratore italiano normale, in carne e ossa, che si reca al posto di lavoro ogni giorno, ma non solo al tornio in fabbrica, un impiegato, un quadro anche dirigenziale, un normale lavoratore italiano che dimora nella normale realtà, non può che dirgli ciaone e stracciare la tessera eventualmente, perché non si riconosce nell'alfabeto di Landini. D'altronde da mesi Landini non solo teorizza ma pratica la trasformazione della CGIL in organo di rivolta sociale, secondo un'espressione che ha utilizzato lui più volte anche in TV, rivolta sociale. E quindi è giusto che non esprima più la maggioranza del corpo lavoratore italiano, come era, che so, ancora ai tempi di Luciano Lama, per certi versi anche di Sergio Cofferati, ma sia sempre più una ridotta antagonista, perché questo è quello che piace a lui per perorare la sua ipotetica leadership. C'è da dire che ormai ridotto al lumicino, il partito di Landini e le ambizioni politiche di Landini per fortuna sono largamente inverosimili. I lavoratori italiani se ne stanno rendendo conto, per fortuna sempre di più. Per fortuna del paese, il suo tentativo di partito personale sta miseramente naufragando. Grazie a tutti, a domani.